la voce che abbiamo, che portiamo avanti da 4 anni in questi incontri, è quello di avere il grande supporto e il coinvolgimento della scuola. Progetto che anche quest'anno ha visto il coinvolgimento dei giovani, i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria Galileo Galilei di Breda di Piave, che hanno appeso alle colonne del municipio, vestite per l'occasione di drappo rosso, i nomi cerchiati a cuore delle vittime di femminicidio del Veneto nel 2021. Questo cuore con Rispettiamoci ci sono i nomi delle persone che hanno subito violenza e che purtroppo sono morte. In Italia ce ne sono morte 108, una ogni 3 giorni come si diceva prima, e quindi sono numeri significativi. E non solo grandi cuori rossi a simboleggiare una giornata così significativa, ma anche un grande puzzle, un collage con i simboli e immagini rappresentative del 25 novembre, che va a comporsi in una delle icone più significative contemporanee, la bambina con il palloncino di Bensky, simbolo di innocenza, amore e speranza. Noi puntiamo a creare un senso civico importante che possa in qualche maniera andare oltre a quelle che sono le situazioni attuali, è quella del rispetto, è quella dell'amore, è quella del sapersi donare, è quella di un senso civico vero e proprio.